L'attenzione sul futuro di Electrolux rimane massima. Dopo il sospiro di sollievo per la decisione di sospendere i licenziamenti, 50 giorni di attesa rimangono comunque una spada di Damocle sulla testa dei lavoratori. Fiducia moderata dei sindacati che attendono il prossimo tavolo. Soddisfatto per il risultato raggiunto invece il ministro Urso. Su Electrolux non è una tregua armata, ma un nuovo inizio, un confronto nel merito per giungere ad una soluzione condivisa, quella degli investimenti per il rilancio produttivo degli stabilimenti italiani, nella consapevolezza che nel contempo dobbiamo raggiungere obiettivi in Europa. Ed intanto il ministro ha già fissato una nuova riunione per il 21 luglio. Rincara la dose il presidente Stefani che senza mezzi termini dice: Sappiamo benissimo che Electrolux ha avuto anche dei finanziamenti di carattere statale e su questo ovviamente credo sia anche doveroso che un'azienda che ha ricevuto dei finanziamenti dia un ritorno al territorio. Quando si parla di sostenibilità se ne parla sempre dal punto di vista ambientale, io vorrei ricordare che esiste anche una sostenibilità di carattere territoriale, lavoro, territorio, famiglie, sociale. Questo aspetto, ha concluso, deve essere considerato soprattutto quando si parla di una grande impresa. Una cauta soddisfazione da parte invece dei sindacati. È evidente che per noi non basteranno solo le buone intenzioni, abbiamo la necessità di capire se davvero si vuole continuare sul taglio lineare del costo del lavoro o se invece si vuole avviare un confronto che porti a un rilancio dei siti produttivi, ma soprattutto che affronti il tema della crisi dell'elettrodomestico in questo Paese. È del tutto evidente che un importante stabilimento così, un importante per la ricaduta che può essere anche per il Veneto, perché Susegana è altamente innovativo, una dismissione di Electrolux non è inaccettabile. Speriamo insomma che le trattative vadano su una buona strada. Fiduciosi ma non troppo quindi? Non ho ancora elementi per capire se siamo fiduciosi o no. Al momento tutte le cose dicono che non va bene la situazione, dunque bisognerà prendere proprio in mano con forza per evitare che ci sia la catastrofe del sistema industriale di questo Paese e dell'elettrodomestico in particolare.